può tornare a scuola, sanando una cosa di interesse umano, che quando fai dato de sal femmina, chi tiene forse un rapporto con su sardo, qualche volta uno pago, uno pago gasi, non me da convinta, se invece questa è una cosa bella. Tiene una cosa, in Sardegna dovresti commentare un doppio stereotipo del genere. A pizzo dei femmine, la poeta, sa femmina è discriminata per conto su, in meta campus, no? Sa femmina che questiona su sardo, tiene una doppia discriminazione. Uno non si dà pettata, e dunque sa da castia un pago di aici, no? Sì, questi commenti non riuscivo manco a spiegare probabilmente. Questa concezione comune, Andrea, sa femmina, cioè si va da su sardo sì, è grezza, ecco, questa è una cosa sì, proprio, sì. Invece un pregiudizio che... in Slovus a capo insegnato Deo is femmina sa questione su sardo. Claro, in Casteddu, in città si non va più rara sta cosa, però in sbidda sa questo doppio stereotipo è più debili, grazie a Dio. E dunque sa questione in sardo come ti sarà una lingua normale. Commente deve essere. Torniamo sempre ai gue che è proprio sa concezione, sa percezione che sia da desusardo. Deo naro sempre con una battuta che se uno è il grezzo, potete essere grezzo vai dando in italiano, in inglese, in qualsiasi lingua. 100%. Dunque, finza a susardo potete essere impreato a livello alto, può vai dare di cultura, può vai dare finza in suvitiano, non solo può narrare sa sparolaccia o può brigare su spizzinnoso, ma potete essere impreato in qualsiasi sia contesto e questo è finza una cosa che a pago si spera da chi entra in sasi scuola.